Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Siamo ritornati e siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine. Ciao a tutti da Davide Stefanelli e Leandro Maggi, buongiorno. Ho detto bene, quelli di Made in Polesine. Quelli di Made in Polesine. Oh, vedi? No, mica Brustolini o Brustoline. Brustolini e Bagigi. Dicevano i vecchi quando si andava a vedere le partite. Ti ricordi? Io invece quando si andava al cinema dei fratti anche al cinema passava, ecco. C'era l'ometto che passava, che in dialetto si diceva è il cino di fratti. Il cino, ma questi sono ricordi della nostra ahimè lontana gioventù. Dai, allora buongiorno, benvenuti, questa è Diva FM, questa è Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli e sempre Leandro Maggi, quello di prima, sempre lui, poverino. No, nel senso poverino nel senso di buono, economicamente poco ricco. Non so le tue finanze come sono, però insomma, non volevo invadere la tua privacy sicuramente. Dai, allora, dicevo, nuova puntata di Made in Polesine. Adesso andiamo subito a leggere i titoli. Partiamo con il primo: Stati Generali della Pesca. Poi Portoviro e Costituzione. Ancora Polesine e Puzza. Questo è un bel titolo, però così clima natalizio proprio, ci sta. Dai. Poi Up Commercio. Ultima ma non ultima, Sassi che passione. Anche quest'ultimo è molto intrigante sì. Abbiamo dei titoli veramente, e naturalmente non ci ho detto niente, parliamo di Sassi, è tutto mistero. E mi raccomando, rimanete con noi perché così scoprirete anche voi di cosa andremo a parlare. Ci sentiamo tra poco per iniziare Made in Polesine. Siamo pronti quindi per iniziare la puntata di oggi di Made in Polesine. Allora passiamo subito al nostro primo intervento, il nostro primo argomento: Stati Generali della Pesca. Allora, lunedì 13 a Chioggia ci sono stati gli Stati Generali della Pesca. Cosa vuol dire? Che le aziende e i protagonisti, gli attori che si affacciano sull'Adriatico da Caorle a Portotolle erano presenti un sacco di amministratori, un sacco di deputati, un sacco di senatori, deputati del governo italiano, ma non solo, anche europarlamentari, eccetera. Allora, innanzitutto faccio i complimenti, li faccio ufficialmente a Roberto Pizzoli, che è la rappresentanza di Portotolle, visto che la marineria di Chioggia e Portotolle è tra le più importanti d'Italia, ma soprattutto perché ha fatto un bel intervento non standard, perché la sfilata di tutti i vari protagonisti amministratori era, un po' di aria fritta. Invece lui ha detto caspita, noi abbiamo bisogno, siamo 1500 persone che gravitano attorno alla pesca nel Polesine, il suo comune in particolare. Ha sottolineato il fatto che più del 50% specialmente degli operatori che vanno a vongole sono donne, quindi a maggior ragione a tutela di questo bisognava ci fosse un'attenzione particolare da parte degli amministratori. Abbastanza interessante, sono state 6 ore belle lunghe, io le ho seguite tutte perché stavo facendo appunto una diretta streaming, e 6 ore ti dirò che sono molto lunghe, non passano mai. Però facciamo una riflessione su questo. All'inizio, i protagonisti secondo me non erano i politici, ben vengano i politici che salutano, che fanno, che questo, anche perché poi dopo chi dovrà tirar fuori i soldi oppure andare a combattere in Europa, perché tra l'altro il nostro pesce dell'Adriatico è un pesce penalizzato, essendo un Adriatico molto più basso e molto più caldo, quindi i nostri pesci non crescono come quelli dell'Atlantico, ma però i parametri per la misura sono quelli dei pesci dell'Atlantico, eccetera. Quindi ben vengano i nostri politici che possono salvaguardare questo. Però io che ho seguito tutte le 6 ore, e quindi ci sono state la mattina e nel pomeriggio, hanno parlato solamente 2 pescatori nel pomeriggio. Quindi secondo me forse l'intervento degli amministratori, dei politici, doveva essere dopo aver sentito le rimostranze, quello che volevano sottolineare i vari pescatori. C'erano degli armatori importanti di Chioggia che hanno detto: guardate, noi non stiamo guadagnando, noi se non lavoriamo 76 ore alla settimana, e quindi evitare il discorso del fermopesca in maniera così massiccia in Italia rispetto ad altre marinerie tipo croate eccetera o tunisine, quindi dobbiamo rivedere questo. Allora, all'inizio
cominciato alle 10:30 c'era pienissimo di gente. Quando sono intervenuti questi qua eravamo in 12. Quindi ecco, vale la pena o non vale la pena farlo? Sicuramente varrà la pena farlo, però io che seguo purtroppo per lavoro tante di queste manifestazioni, c'è sempre la prima passerella per quanto riguarda i politici e la celebrazione di questo e quest'altro a onorevoli governatori e questo, quello che vuoi, e dopo finalmente arrivano i protagonisti, quelli che effettivamente dicono: guardate che noi abbiamo bisogno di un ponte da una parte, un contributo dall'altra, e non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno perché non se ne può più. Perché non se ne può più. Quando la cosa è troppo lunga, poi insomma un po' stanca, ecco, se vogliamo. Quindi ecco, un consiglio, se potessi darlo, ci saranno altri stati generali di qualsiasi altra cosa, e ben vengano, giusto seguire, sentire le varie campane, però magari sentiamo prima i protagonisti e dopo ne parliamo. Sarebbe cosa buona e giusta questa, assolutamente sì. Dai, ci sentiamo tra pochissimo, il nostro primo argomento è andato, ci sentiamo per continuare Made in Polesine. E siamo così rientrati e siamo pronti per continuare come sempre in Made in Polesine. Vi ricordo la prima messa in onda il sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno, poi la replica la domenica mattina sempre, ma dalle 10 alle 11. E adesso andiamo avanti con il nostro secondo argomento, Portoviro e Costituzione. Niente, c'è una bella iniziativa che tra l'altro l'hanno ripescata da iniziative che erano state fatte in tempi passati, di regalare, una volta si regalavano a tutti i ragazzi che avevano compiuto 18 anni, regalare una copia della Costituzione questa sconosciuta. Allora il comune di Portoviro, attraverso sindaco e vice sindaco Mauro Veronese e Mancin Doriana, porteranno in alcune classi della quinta elementare questa Costituzione. Perché sottolineo che è importante? Perché io, che mi hanno regalato una copia di questo, molte cose non le conoscevo, quindi magari conoscere di più la nostra Costituzione è come conoscere di più i nostri diritti. E quando conosci i tuoi diritti puoi alzare la voce, quando non li conosci sei in balia di quelli che possono alzare la voce. Esatto, se non sai. Esatto. Quindi sì. Bellissima iniziativa, complimenti come sempre. Ultimamente, nonostante io sia dall'altra parte del Po, faccio i complimenti a Portoviro, poi ne parliamo per un'altra importantissima iniziativa, perché lo dico spesso nei miei servizi, è la città più frizzante in questo momento del Polesine, quindi ben venga queste manifestazioni. E di solito quando un comune era forte, tutti gli altri cercavano di copiare. Invece sì. Ma no, invece tu dici magari che so, Taglio di Po, Rosolina, Portotolle, allora, non seguono molto la scia. Io purtroppo sono di parte, perché sono di Portoviro, quindi non posso elogiare più di tanto. Ecco. Portotolle è abbastanza attivo anche lui. Vedo un pochino più stanchi altri paesi, e quindi una volta, ripetiamo il discorso che non siamo più giovani, c'era una sana competizione tra Portotolle, Taglio di Po, Contarina, Donada, cioè quando facevano una cosa da una parte rispondeva l'altro paese con una cosa simile, c'erano 4-5 discoteche, 4-5 cinema, eccetera. E quindi, se ogni volta celebriamo Portoviro per essere città positiva e frizzante, speriamo che questo sproni anche gli altri comuni a esserlo altrettanto. Speriamo di poterlo fare anche con i nostri paesi limitrofi. Esatto, bravi. E quindi sarebbe una cosa importante, dai. E quindi sana competizione e in ogni caso bravo a Portoviro. Dai, ci sentiamo tra poco. E siamo rientrati e siamo pronti per continuare anche quest'oggi. Io, Davide Stefanelli, lui Leandro Maggi. Ecco, ti ho fatto dire il nome perché dopo mi sgrida, non mi fai dire il mio nome. No, ecco, è vero, perché da noi si dice ti è un sbraxon. Non so se dice in altre parti del nostro basso Polesine, ma per chi ci ascolta un po' più lontano, forse ad Adria non si dice sbraxon. Attraverso lo streaming magari non sanno che cosa vuol dire praticamente. Allora, altro titolo, Polesine e Puzza. Questo è un bel argomento. Allora, ci sono due comuni in particolar modo coperti da odori sgradevoli, forse anche più di uno. Allora, ricordiamo per esempio che il nostro Basso Polesine c'è la più alta concentrazione di allevamenti di polli, e quindi ci sono migliaia di polli o galline
tra Taglio di Po nell'isola di Ariano in particolare, e quindi c'è stata una sollevazione da parte dei cittadini di Ariano, per esempio, perché tutti gli allevamenti che sono a Taglio di Po e Corbola mandano la puzza per una questione di venti eccetera ad Ariano. Effettivamente non solo d'estate veramente molto spesso è impossibile stare in piazza ad Ariano, ma anche durante i mesi invernali, c'ero la settimana scorsa, effettivamente l'odore era sgradevole. Altro problema sulla Romea, dove c'è un macello tra Rosolina e Portoviro, e anche lì ci sono odori sgradevoli. E non ultimo il fatto che dove c'è l'azienda Mater Biotex, si chiama Biotex, sì, che è quell'azienda avantissima come tecnologia che fa i sacchetti biodegradabili a Curicchio, o meglio a Bottrighe, anche lì è una cosa impossibile. Ci sarà un incontro con cittadini, amministratori e titolari di questa azienda. Ricordiamo che è un'azienda tra le più celebrate nel mondo perché adoperano materiale non inquinante, eccetera eccetera. Fatto sta che i cittadini, che sia non inquinante e altre cose, soffrono lo stesso perché c'è una puzza micidiale. Odori sgradevoli. Odori sgradevoli. Quindi il sospetto è che il Polesine, come spesso l'abbiamo detto in 6 anni che facciamo questo programma, è terra di conquista. È stata conquistata con gli allevamenti di polli, adesso probabilmente con gli allevamenti di polli arriva anche la puzza, e poi si aggiunge anche questa azienda che, ripeto, è l'azienda leader nel settore green, ma non è leader nel settore puzza. anzi. E poi faccio ricordare una cosa agli abitanti di Bottrighe, in particolar modo di Curicchi. Curicchi era una frazione di Bottrighe, perché Bottrighe era comune, poi dopo è stato assorbito da Adria. Però chi come me non è più giovanissimo, si andava a scuola ad Adria, da Taglio di Po, e si passava il ponte, che adesso non è quello, ma era quello, un ponte vecchio del post guerra. Quando si arrivava a Curicchi c'era una puzza che era indescrivibile, perché c'era una fabbrica di glutamato. Quindi a questa povera gente di Bottrighe vogliamo dare magari una fabbrica che faccia lavanda che possa, o fiori di rosa, ma no. Aprite un'azienda che fa profumi, oppure una pasticceria gigantesca, che a me piace molto quando si passa davanti a una pasticceria che c'è questo odore di questo bel profumo, esatto, di dolci, invece loro hanno o davanti alla pizzeria, a Bottrighe no, niente pizzerie, niente Bottrighe pasticcerie, vabbè, ogni volta. Quindi solidarietà agli abitanti di Portoviro, gli abitanti di Portoviro, ma ce l'ho ormai DNA. sei di casa ormai. Sì, perché no? Allora lo spiego. C'è scritto Portoviro, città eccetera, proprio davanti a dove parliamo, sì, e quindi mi casca sempre l'occhio lì. Dai, vabbè, quindi solidarietà agli amici di Ariano, agli amici di tutta l'isola di Ariano in seconda battuta, ma soprattutto agli amici di Bottrighe, ogni volta colpiti e massacrati. Vabbè, insomma, diciamo vabbè, però insomma non va bene, perché hanno tolto una fabbrica che faceva cattivi odori, e praticamente ne è arrivata un'altra. Sì, c'è stato, per non farci mancare niente. C'è stato un piccolo periodo che è stata chiusa la fabbrica del glutamato, sì. E finalmente ha cominciato a respirare a pieni polmoni, e poi è arrivato il resto. E poi è arrivata questa qua, anche questa c'ha la sua bella puzzotta. Ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Allora, miei cari, siamo sempre noi, quelli di Made in Polesine. Tra l'altro questa è la puntata pre-natalizia, perché la prossima sarà proprio la settimana di Natale, e poi noi arriveremo proprio il giorno di Natale, di sabato, lo sai? Ma noi lavoreremo sempre. Noi non ci facciamo mancare niente, assolutamente no. Dai, allora, un altro titolo, app commercio. Esiste un'app per il commercio? Quindi. Allora, sempre a Portoviro. Sempre a Portoviro. Hanno presentato l'altra sera all'ex macello questa app che è destinata a tutti i commercianti e artigiani di Portoviro, presentata sia dal sindaco che dall'assessore al commercio, che è la signora Mantovan. Come si chiama l'assessore di Portoviro? Mantovan? Sì.
Aspetta un attimo, è un po' difficile. Vabbè, dopo perché siamo al volo, sì. Quindi, essendo in diretta vabbè. Scuso alla signora Mantovan che non mi ricordo. La Valeria Mantovan, sì, ecco. Mantovan. Scusa Valeria se non mi sono ricordato il nome subito. Che salutiamo, insomma. Che salutiamo, è sempre molto gentile nei nostri confronti e io per risposta non mi ricordo il suo nome. Vedi? Ma non ci ricordiamo. Questo qua è molto molto grave. Allora hanno presentato questa app che sarebbe una risposta innanzitutto alla crisi del commercio che se ne dica dopo 2 anni di lockdown, dopo che la gente ha scoperto anche il discorso del comprare online, dopo che la gente compra anche meno perché un po' di paura, un po' di apprensione alla gente ha tirato un po' il freno a mano e spende molto meno. Fatto sta che i negozianti di tutte le zone d'Italia stanno soffrendo e secondo me questa è una risposta abbastanza importante. Praticamente è una app che è collegata a sua volta a un sito dove tutte le aziende gratuitamente del comprensorio di Portoviro potranno inserire i loro prodotti. Non è ancora predisposta per la vendita online, ma però è una bella vetrina, quindi per saperne di più basta solo rivolgersi al municipio di Portoviro o in particolar modo appunto all'assessorato della signora Valeria Mantovan, della dottoressa Mantovan, e quindi per saperne di più, perché secondo me è una bella iniziativa ed è una bella occasione per dare un po' una scossa al commercio di Portoviro. Bravi come sempre, ci stanno stupendo sempre di più, l'abbiamo detto prima. Speriamo che la stessa cosa poi venga copiata anche da altri comuni e magari potrebbero fare squadra e reti insieme e fare un'app comune dove si possa fare anche vendita online e quindi organizzarsi anche per il trasporto eccetera eccetera. Quindi questo è già un primo passo, però potrebbe essere ancora più importante se potesse essere coinvolta tutta la zona bassopolesine che noi amiamo, alla quale ci teniamo e che molti considerano ancora zona depressi, invece siamo i più forti del mondo. Ben detto. Ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento. Ultimo argomento di oggi di Made in Polesine, poi sarà conclusa anche la puntata e parliamo a questo punto, il titolo insomma, non è che ispiri poi tanto, insomma, Sassi che passione, allora esiste una cosa dedicata ai sassi. Esiste una cosa dedicata ai sassi. Sentiamo. Allora, chi segue i social, non come te ma come me, che sono un social dipendente, sì. Allora c'è praticamente una pagina che si chiama Un sasso per un sorriso, hashtag, quindi se volete anche saperne, sentirne di più, ed è una mania che ha colpito tutto il mondo, in particolar modo Rosolina Mare, perché chi segue social e vede magari Sei di Rosolina Mare vede che molto spesso delle persone trovano dei sassi decorati, lo postano sulla pagina di Rosolina oppure Rosolina Mare oppure Un sasso per un sorriso e quindi niente, è una cosa simpatica, porta fortuna trovarli. Io ne ho trovati 2, ho fatto anche un servizio. Ci sono delle forme particolari? No, i sassi sono sassi normali, però sono decorati. Adesso ci sono tutte le decorazioni natalizie, se lo trovate dovete fotografarvi e poi rimetterlo ancora in gioco come ho fatto io, ed è secondo me una bel esempio di divertimento. È un po' il Pokémon di noi vecchiotti. Sai che i ragazzini seguono i Pokémon, cercano di trovare i Pokémon nei posti più sconosciuti eccetera, ci si diverte anche con poco a volte e noi troviamo i sassi. Lui che è un cinico non capisce l'importanza di questo, però allora, seguendo poi il sito, in particolar modo quello ufficiale, tra l'altro è un'idea che è venuta da un'artista svizzera che abita in Umbria, e questa mania ha veramente preso tutto il mondo. L'unico che non lo sapeva che esisteva è lui. Ero io, sì. Infatti. Sì, perché sei un cinico, sei un arido. Sassi che passione, insomma. È un titolo un po' che sì, tu non sei un sognatore. Vai tu a pensare che si tratta di una cosa di questo tipo, insomma. Tu pensi solo. No, che detta così non dice niente, però dopo quando viene un po' spiegata e viene un po' descritta. Insomma, guardi Simpson tu. Guardi Simpson. Li guardavo qualche volta. Tu sei come Mr. Barnes, tu sei arido e pensi solo i soldi. Va bene, comunque complimenti agli amici. Non è vero. Complimenti agli amici di Rosolina Mare e di tutta Italia che partecipano a questa gara, escluso lui.
Ci sentiamo tra poco. Siamo pronti per concludere la puntata di oggi, abbiamo esaurito i nostri argomenti, abbiamo parlato di sassi, abbiamo parlato di puzza, abbiamo parlato un po' di cose un po' strane se vogliamo, ma comunque molto di attualità. Dai, ci sentiamo la prossima settimana. Prossima settimana andremo in onda proprio il giorno di Natale e poi la replica il 26, quindi il Santo Stefano, e quindi saremo nei vostri tavoli. Saremo qua, ecco, a accompagnarvi anche in questi giorni speciali, insomma, in questi giorni i più amati forse dell'anno, insomma. Va bene? Con questo cosa facciamo? Vogliamo salutare i nostri amici? Li salutiamo. Gli auguri li facciamo per il giorno di Natale. Il giorno di Natale. Quindi adesso sappiate che vi faremo gli auguri. Ecco, sappiate. Ecco. Almeno questo poi, si può fare. In questo momento divertitevi. Tra l'altro oggi aprono anche la pista di pattinaggio a Portotolle. Vedi che ci hanno ascoltato il discorso della... Vedi, a Portoviro... Esatto, c'è il discorso della competizione, ben venga. A Portotolle. È una cosa buona, insomma. Esatto. L'Oreo ha fatto un sacco di cose, il pianista domani ci saranno cose all'Oreo, e poi c'è domenica, sempre domani, anche a Taglio di Po, c'è la casa di Babbo Natale, quindi ecco, questi qua i consigli che vi diamo se avete bambini o altro di andare a vedere. Bene, con questo abbiamo veramente concluso. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Ci sentiamo appunto la prossima settimana. Il nostro countdown 3, 2, 1. Chapeau, ciao a tutti. Hai avuto quel problema con i numeri. Buon sassi a tutti. Viva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.